Cresce l'attesa per la finale degli europei Italia-Inghilterra, prevista domenica nello stadio di Wembley a Londra. Padova si prepara a gestire i tifosi, pronti a radunarsi davanti ai maxi schermi allestiti in città. Il comune però ha deciso di non montare alcun schermo né in Prato della Valle né in altre piazze del centro nei quartieri. Ci saranno solo maxi schermi nei locali all'aperto. Il più grande è quello che si sta allestendo in queste ore all'interno del Parco della Musica di Via Venezia. Per la finale degli europei i gestori hanno deciso di potenziare il servizio di vigilanza. Noi abbiamo previsto 10 persone di sicurezza più 10 steward che daranno un attimo una mano per quanto riguarda poi la disposizione dei posti a sedere. Oltre a questo, come abbiamo fatto per la semifinale, faremo degli annunci dal palco per invitare tutti comunque a collaborare. 1800 sedie posizionate, richiesto uno spazio libero tra i gruppi di tifosi, ogni fila distanziata di 1 metro e poi continui appelli al rispetto delle regole. Raggiunto il numero massimo di persone, i cancelli verranno chiusi. In queste ore comune e prefettura dovrebbero anche definire la macchina dei controlli in città per evitare che eventuali caroselli si trasformino in pericolosi assembramenti. L'auspicio di istituzioni e forze dell'ordine è che ci sia buon senso da parte dei tifosi alla luce dei nuovi contagi di variante Delta.